Grazie. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Nicolò, il comico di prima, per averci mostrato quanti problemi comporta crescere con educazione cattolica. E niente, questo. Comunque, mi presento, mi chiamo Lorenzo, come mi chiamano i ragazzini di ripetizioni, signor Siciliano. Per gli amici di PokerStar, Lollo Asso Asso. E per i bambini che si divertivano a schernirmi per la mia fede calcistica e il mio difetto di pronuncia, SS Lazio. Sì, so da Lazio principalmente per due motivi. Uno è che chi ha detto bu? Voglio sapere coglione che ha detto bu, me lo fate? Ma un quadri qualcosa su Twitch lo sfonniamo a questo. Stavo dicendo, so da Lazio per due motivi. Uno è che mio padre è da Lazio e l'altro è che mi piace veramente tanto, ma tanto, Erduce. Non ridete perché sto ovviamente scherzando. Mio padre non ha mai tifato. No, basta. Comunque, vi racconto un po' quello che faccio, la mia vita, quello che... Insomma, così. Considerate, io mi alzo a mezzogiorno, faccio una colazione da campione, latte, caffè e canne. Se ho i pan di stelle, li sbriciolo nella mista. Così poi almeno vado in chimica, alle 4 pranzo e mi dirigo a ripetizioni. Qui c'è una donna di 44 anni che ha la malsana convinzione io possa insegnare qualcosa al figlio. Ovviamente non è così. Dopo 10 minuti lui guarda me in condizioni pessime e mi fa: Fra, guarda, poi ho fatto una su TikTok, i compiti li faccio da solo. Bravo piccolo. Prendi i soldi della madre, ignara tutto quello che è successo e poi carico su PokerStar. Perché sono veramente ludopatico, ragazzi. Voi considerate che se tipo io vado alla SNAI, la commessa fa: buongiorno amore mio. Una cosa che a me mi imbarazza tantissimo, no? Tant'è che una volta gli ho fatto notare, gli ho detto: ma come ti permetti a chiamarmi amore mio, mamma? E lei mi fa: te come ti permetti a chiamarmi mamma, ludopatico de merda? Non era mia madre, solo che stando sempre lì ho confusa come figura materna. E il problema però non è solo mio, è pure dei siti di betting, perché che fanno? Tu ti puoi autoimporre un limite settimanale e quando tu superi tale limite ti arriva un messaggio con scritto: guarda, hai superato il tuo limite, non puoi più ricaricare. Ed è un avviso un po' sciapo, no? Che non ti sa den cazzo, quindi te a scimmia ce l'hai ancora, vai su un altro sito e betti uguale. E quindi non sai proprio den cazzo. Io vorrei un avviso bello ciotto, capito? Forte, che ti faccia venire voglia di smettere di giocare. Ad esempio: oh Avrà, non è il caso che a anni tu madre si alza ai 5 panni a lavorare, tu sorella è laureata in ingegneria edile, te sta a pensare se il Verona gli fa un scherzetto fuori casa a Juve. Virgola, mettici 5 euro sul Verona, vedo bene stanno, bravo. In verità mi rendo conto che non è una cosa che mi fa bene e vorrei smettere di essere un ludopatico alcolizzato, drogato del cazzo. E ho detto, voglio cominciare a fare delle cose buone, delle cose positive, cominciando dalle piccole cose. E allora mi sono andato a spizzare per le donazioni del sangue come funziona. E allora, ci stanno i criteri per le donazioni del sangue come funzionano. Innanzitutto, se tu fai uso di sostanze stupefacenti o soffri di alcolismo cronico, già non ti puoi presentare, capito? E vabbè, però non ero contento e mi vado a spizzare i criteri che ti escludono temporaneamente. E leggo che non puoi donare il sangue se hai fatto un tatuaggio negli ultimi 4 mesi, se hai fatto un piercing negli ultimi 4 mesi, se stai sotto allergia, se stai in gravidanza, se c'è il ciclo. Senti mostro, ma vuoi sto sangue o no? Hai fatto un chiappo colossale sulla puntina, c'è 3 piastrine in corpo, stai a cagar cazzo. Se vedete ieri mi sono fatta la bomba mentre mi vedevi i Griffin. Ma via sto sangue stronzo, sta a fare lo schizzinoso con me. E quindi niente, abbiamo escluso le donazioni del sangue e ho detto vabbè, faccio le donazioni normali che serve un cazzo, solo i sordi. Dici poco, I sordi. E per periodo l'ho anche fatto, su GoFundMe donavo per le cure del piccolo Brian. Certo, fino all'avvento dei PokerStar, perché non è che il conto mi si ricarica col sorriso sul volto del piccolo Brian. Io devo bettare, amore. Però non è questo il vero problema dei GoFundMe, è che tu doni per Brian e poi leggi che Alice, amore, pure lei ha bisogno di cure, e che Alice è stronza che non gli dai sardi e Brian sì. Sono manco se Brian ti fa Lazio. Qual è il criterio? E quindi ho smesso pure per quelle, perché sennò ci finivo io su GoFundMe. Grazie!